tutti benvenuti alla Parola e Immagini, i due volti del mito, che è un'iniziativa bellissima che Francesca ha progettato insieme a Maria Grazia Ciani. Sono due colossi dell'istituto, e l'archeologa naturalmente Francesca e grecista Maria Grazia, e mettono in piedi questa è un'iniziativa che speriamo appunto di poter rendere appunto pubblica attraverso questi mezzi, per poterla portare realmente dappertutto. Sono grato in particolare a Francesca e con l'unico dispiacere che è quello di non poter essere lì, ma certamente ora a parte uscirò da questo Zoom per non disturbare la proiezione, e la seguirò da lontano, ma ancora una volta e di tutto cuore grazie infinite. Grazie. Allora, la prima cosa che io voglio fare è scusarmi, anche a nome di Maria Grazia Ciani, che era veramente dispiaciuta perché abbiamo lavorato su questo testo che adesso io cercherò di dire per molti mesi, e devo dire che la parte maggiore del lavoro è spettata a lei, che aveva addirittura organizzato una scenografia tipo teatrale per cui dovevamo passarci la parola, proprio scritta la scenografia. Purtroppo una lieve indisposizione le ha impedito di essere qui, e a me dispiace a lei, dispiacerà ancora di più a voi, perché ovviamente fare la sua parte non sarà un'impresa facile. Vedo però un grecista raffinato, studioso, che magari può sopperire a certe mie mancanze, se questo dovesse succedere. Allora, questo progetto nasce da una riflessione comune che con Maria Grazia stiamo facendo da tempo. Tutte e due abbiamo lavorato tutta la nostra vita sull'epos e sul mito da due punti di vista differenti, cioè io mi sono occupata di più delle immagini e Maria Grazia invece è maestra nella lettura delle fonti. E a un certo punto ci siamo incrociate spesso durante la nostra vita di studiose, però non avevamo mai provato ad aggredire un personaggio da queste due prospettive diverse. Questa nostra riflessione nasce dalla convinzione che testo e immagine, parola e immagine, sono due mondi contigui che fanno riferimento a un sostrato culturale comune e condiviso. Un sostrato che si è formato innanzitutto grazie al racconto, cioè in principio fu la parola, e su questo non c'è dubbio. I racconti che si sono passati di generazione in generazione attraverso tutta una serie di sistemi, primi di tutti i canti degli Aedi durante i simposi, ma poi anche i racconti delle donne al telaio, le canzoni dei soldati alla guerra che ripetevano le imprese dei grandi eroi, e poi, non ultimo, esattamente come succede ora, i racconti delle mamme, delle tatte, delle balie ai bambini. Tutto questo ha formato una cultura cioè, epico-mitica comune, che ha consentito, nel momento in cui la parola si è fatta immagine, che quasi tutti, anche per la verità persone di non altissimo livello, potessero comprendere quello che era raffigurato. Il passaggio fra la parola e l'immagine avviene fra VIII e VII secolo a.C., quando, soprattutto sugli oggetti di uso comune quotidiano e funerario, iniziano a comparire dei racconti che per noi non sono sempre del tutto perspicui, perché noi non condividiamo i codici comunicativi che erano invece presenti al mondo antico. E decodificare quei codici attraverso la parola, cioè la letteratura, è un po' la sfida che lo studioso moderno si pone. Abbiamo scelto Medea perché è un personaggio
intrigante, un personaggio complesso, un personaggio contraddittorio, come sono spesso gli eroi e le eroine del mondo greco, che condividono con noi passioni e miserie, grandezza e povertà, povertà anche morale, esattamente proprio come gli uomini, anche gli dei condividono questo orizzonte. Allora, con Maria Grazia abbiamo deciso anzitutto di tracciare un brevissimo profilo di questo personaggio che per tutti noi moderni è sclerotizzata nell'episodio più drammatico della sua vita, che è il figlicidio, e che è stata rilanciata, adesso i meno giovani dei presenti si ricorderanno, mi pare era il 69, la famosa Medea di Pasolini, che ha segnato secondo me un'epoca e che ha colto di questo personaggio tutti gli aspetti negativi. Allora, breve biografia: chi era Medea? Medea era figlia di Aietes, che era il re della Colchide. Questo primo dato è importante perché Medea non è greca ed è questo che ritroveremo poi anche in tutte le sue vicende. Aietes poi era figlio del sole, quindi Medea è principessa di razza divina, nipote di Circe, con cui condivideva quelle capacità magiche che potevano essere volte al bene o volte al male. La storia di Medea è indissolubilmente legata all'impresa argonautica, nell'ambito della quale Medea svolge un ruolo determinante. Allora, l'impresa argonautica, con due parole, è la prima grande impresa dei greci verso l'Oriente. Infatti la famosa nave Argo è la nave che per prima solca i mari. Anche qui memorie scolastiche, tutti voi ricordate l'ode al Signor di Mongolfier di Vincenzo Monti, quando Giason dal Pelio spinse nel mar gli abeti e primo corse a fendere Coremi il seno a Teti. Questa è l'immagine di Argo, l'audacia, e il capitano di questa impresa era Giasone. Ma perché Giasone deve andare in Oriente? Giasone deve andare in Oriente perché in patria ha subito un'offesa gravissima. Suo padre, che si chiamava Esone, era re di Iolco, era stato detronizzato dal fratellastro, credo, Pelia, e quindi Pelia, per ridare un minimo di ruolo a questo giovane, gli chiede di andare a prendere il vello d'oro. Il vello d'oro era custodito da Aietes in un bosco della Colchide ed era guardato da un temibile serpente. Giasone arriva in Colchide, si presenta ad Aietes e nel presentarsi ad Aietes Medea lo vede. A questo punto c'è un intervento divino, come spesso accade. Medea è vittima, in un certo senso, di un intervento di Afrodite che la fa innamorare di questo bellissimo giovane. Una delle descrizioni più belle di Giasone è in Pindaro, che si sofferma su questi capelli lunghi, biondi, che non aveva tagliato e che muoveva e che spandevano sulle sue spalle luci dorate. Però la presenza di Giasone e l'amore di Medea per lui è la sua grande condanna. Per lui tradisce la patria, i parenti, e poi, come vedremo, io adesso ho inquadrato soltanto la prima parte della vita di Medea, come vedremo compierà azioni orribili. Passando da questo breve riassunto, che non è contenuto in nessun testo completo, ma che è stato ricavato da un incrocio di fonti che ci consentono di ricostruire questo primo percorso. Ecco, se passiamo dai testi agli immagini, più o meno nel VII secolo, questo è del 630 ed è un'olpe in Bucchero da Cerveteri, noi vediamo niente di tutto quello che vi ho raccontato fino adesso. Noi vediamo un personaggio femminile che sappiamo essere Medea,
perché su questo mantello, che non è un abito greco, è un abito probabilmente arieggiante all'Oriente, questo Oriente viene sempre fuori nella figura di Medea, c'è scritto Meteia e quindi siamo sicuri che è lei. Davanti a lei c'è un calderone da cui fuoriesce un giovanotto. Una scena analoga la troviamo in una Lektos Attica da Vulci, dove un personaggio femminile, ancora una volta Medea, guarda questo giovanetto che esce fuori. Ma chi poteva essere questo giovane? Come coniughiamo questa presenza con quel poco o tanto che sappiamo di Medea? Ecco, appunto, qui ci soccorrono le fonti, questo per sottolineare il fatto che se noi riusciamo a interpretare quelle immagini è perché abbiamo i testi, perché altrimenti queste immagini sarebbero mute per noi. Abbiamo per esempio Ferecide, che è un mitografo del V secolo a.C., che ci fornisce due versioni per poter interpretare questo giovane. La prima, che è quella più nota, che sarà poi ampiamente sviluppata da Ovidio, racconta che, tornati a Iolco dopo aver conquistato il Vello, punto su cui torneremo, Giasone chiede a Medea di applicare le sue arti magiche sul vecchio padre Esone e restituirgli la giovinezza, e addirittura gli dice: ti cedo i miei anni giovani purché lui torni a vivere. E lei dice: ma no, non se ne parla neanche, gli ridò la giovinezza a prescindere. Ma c'è un'altra versione molto meno nota, che è riportata pure da Ferecide, ma è riportata anche da Simonide di Ceo, che è un poeta del VI secolo a.C., quindi un pochino più antica, ma questo non vuol dire niente, perché quello che a noi è rimasto, noi lavoriamo su quello che è rimasto sia di immagini ma anche dei testi, che ci dà un'alternativa. Il giovane potrebbe essere lo stesso Giasone. In tal caso l'episodio si svolgerebbe in Colchide, perché quando Giasone arriva in Colchide e va da Aietes e gli chiede il vello, ovviamente Aietes gli dice non se ne parla neanche. Se vuoi provare a conquistarlo, ricordatevi che il vello era difeso da un dragone terribile, devi però prima compiere delle prove, tipo domare dei tori che sputavano fuoco e avevano gli zoccoli di ferro, delle prove terribili. Medea, che oramai era perdutamente innamorata di lui, decide di aiutarlo e lo cosparge di un unguento che lo protegge da qualsiasi malanno. Quindi le due immagini che vi ho fatto vedere prima potrebbero essere legate a questo aspetto, cioè un filtro protettivo. Poi però, guardando le immagini, noi troviamo questo straordinario oggetto che è una Chilix attica di difficile interpretazione, e anche questo è importante capire, che non tutto quello che ci è pervenuto può essere coniugato con le fonti, perché questa immagine che mostra Giasone, che è lui di sicuro, perché voi vedete che fra i rami dell'albero c'è il vello, quindi non può essere che Giasone, che viene in un certo senso sputato dal mostro, un Giona ante litteram, di fronte ad Atena. Allora ci poteva essere una versione non pervenutaci, secondo cui Medea interviene e salva il giovane che era stato ingoiato dal mostro e gli restituisce giovinezza e vigore. Questa dunque la prima Medea che le immagini ci restituiscono è una Medea maga benefica, quindi non ha nessuna di quelle connotazioni cupe, terribili, buie con cui noi la ricordiamo, e non è negativa neanche in questa immagine che ce la mostra di profilo affiancata da due serpenti. Perché? Perché in questo caso è una divinità dai poteri ctoni, cioè legati all'oltretomba, legati all'aldilà. Questi poteri che le vengono da un'altra sua parente importante, che è la dea Ecate, di cui secondo una versione Medea sarebbe stata addirittura figlia. Perché a un certo punto Medea diventa una maga malefica? Allora ci siamo interrogate a lungo per capire quando e come avviene questo viraggio, e l'ipotesi più probabile è che il viraggio avvenga ad Atene per un motivo specifico.
Medea, nelle sue lunghe peregrinazioni, a un certo punto, dopo aver compiuto gli atti orrendi che andremo a vedere, arriva ad Atene e sposa Egeo. Egeo era il re di Atene, il padre di Teseo, fondatore della democrazia, ma Medea oramai aveva perso quegli aspetti positivi che aveva nella sua giovinezza ed era diventata una donna crudele. Quando capisce che Teseo era stato esiliato, a un certo punto torna e lei teme perché aveva generato Egeo un figlio Medo e cerca di uccidere Teseo. Allora a questo punto siamo alla fine alla fine del VI secolo, momento della fondazione della democrazia, e certamente questa cosa agli ateniesi non era piaciuta. E quindi nella ceramica ancora, che la ceramica è il nostro fossile guida per capire le immagini, perché abbiamo perduto la pittura, abbiamo perduto tantissime anche sculture, la ceramica ci è rimasta in maniera abbastanza significativa. Nella ceramica quel calderone che abbiamo visto prima, che era un elemento positivo, comincia ad acquisire delle connotazioni negative. E qual è il riferimento letterario di questa negatività? Quando Giasone e Medea tornano a Iolco, da cui erano partiti per colpa di Pelia, per fare la loro grande impresa, Medea, innamorata pazza di Giasone, ecco, ricordiamocelo sempre, è l'amore che muove Medea anche nelle sue azioni più orrende. Medea, innamorata di Giasone, decide di punire Pelia e lo punisce nel modo più tragico, con l'inganno, tipico dell'Oriente, nella mentalità dei greci, e con la magia che aveva imparato dalla zia o dalla mamma Ecate. E la magia che compie è questa: va dalle figlie di Pelia, fra cui c'era anche Alcesti che tutti noi ricordiamo, la generosa Alcesti, e le convince che attraverso una magia può ridare la giovinezza al loro vecchio padre. E la magia che lei fa vedere alle figlie si manifesta in questo modo: prende un vecchio montone, lo sgozza, lo butta nel calderone dove aveva messo tutte le sue arti magiche, tutti i suoi filtri, e dal calderone salta fuori un agnello. Allora le figlie si convincono di sacrificare il padre perché appunto per riaverlo giovane. Ed è terribile la scena in cui loro si avvicinano col coltello per sgozzarlo e il vecchio Pelia non capisce questa crudeltà. Ecco, le immagini sono queste. Le immagini, voi vedete che il giovane viene sostituito da un agnello che esce dal calderone. Ecco, perché una cosa importante è che bisogna imparare a leggerle le immagini, perché non sono sempre così perspicue, sono chiare solo per chi condivideva quella cultura. E quindi abbiamo questa scena, abbiamo ancora sulla sinistra una bellissima Idriattica del 500-490 a.C., dove c'è addirittura anche Pelia seduto in attesa di quello che lo avrebbe atteso, e sempre dal calderone salta fuori un agnello. Ancora, perché questo è praticamente l'unico, c'è solo un altro esempio di un momento diverso, soggetto che il mondo greco, l'Attica, recepisce. Ancora sulla destra, in questo rilievo, questa volta il calderone è vuoto, però abbiamo dei segnali. Sulla sinistra c'è Medea, riconoscibile perché? Perché è vestita all'orientale. C'ha questo breve mantello, questo copricapo strano che non è greco, e sulla destra c'è una fanciulla che tiene in mano il coltello con cui sgozzerà il padre, e solo dopo aver compiuto questo orrendo misfatto si renderà conto che Medea l'ha ingannata. Allora, questa è la Medea attica. C'è un'unica eccezione che anticipa il dramma che sarà narrato da Euripide, perché qui abbiamo in un frammento purtroppo molto ridotto,
abbiamo una figura femminile, qui nel disegno si vede forse meglio, che con la spada alzata sta per uccidere un fanciullo di fronte a un pedagogo. Mi fermo perché è un tema che dovremmo riprendere, ma certamente in questo caso Medea si qualifica come noi la ricordiamo, come la madre assassina, colei che sacrifica i figli pur di punire il consorte che l'ha tradita. Il tema non ha successo, nonostante il tema del figlicidio fosse abbastanza comune nell'Atene fra VI e V secolo a.C. Qui vi faccio vedere velocemente, perché il tempo è poco, un'altra celebre madre assassina, che è Procne. Ecco, la cosa interessante è che se io dico Procne anche a voi che avete una cultura alta, la maggior parte di voi, a molti di voi, diciamo, Procne dice poco o niente, mentre Medea tutti la qualificano, perché Medea ha avuto Euripide che l'ha cantata e quindi ce l'ha consegnata in una tragedia che poi agli ateniesi non era neanche piaciuta, ma che è una tragedia terribile. Ecco, Procne per gli ateniesi era un personaggio addirittura più importante, perché era la figlia di Pandione. Pandione era il re di Atene. Procne era andata sposa a un re della Tracia che si chiamava Tereo, e Tereo l'aveva tradita nel modo più orrendo, violentando la sorella e tagliandole la lingua per impedirle di parlare e di svelare questo orrido misfatto che aveva fatto. E qui c'è un altro passaggio interessante su cui mi soffermo un attimo, perché come fa Procne a far sapere a Filomela qual era stato il motivo del suo mutismo e della sua tragedia? Lo ricama in un drappo e poi glielo fa vedere. La scena della violenza, la scena del taglio della lingua, a quel punto Procne diventa furente. E qui Maria Grazia mi ha spiegato una cosa che io non sapevo, che il legame di sangue fra fratelli nel mondo greco superava addirittura quello, il grecista mi dice di sì, quello in linea patrilineare, cioè padre figlio, figlio madre. Quindi lei deve vendicare l'offesa subita dalla sorella e uccide l'unico figlio Itis. Con una violenza, questa scena è terrificante ed è ripetuta quasi identica nell'altro frammento, che è veramente incredibile. Ma non è finita, perché dopo aver ucciso il bambino, lo butta in un calderone. Questo calderone è un elemento ricorrente nei miti più trucidi della Grecia, lo taglia a pezzi e lo dà da mangiare al padre, così compie completamente la sua... Ecco, mentre di Medea i greci non si occupano più, Procne ha l'onore di una statua che fatta da uno dei più grandi scultori della metà del V secolo, Alcamenes, discipulus et emulus del grande Fidia, una statua che era stata dedicata addirittura sulla via sacra dell'Acropoli ateniese e che noi abbiamo trovato lì proprio dove Pausania ci diceva che era. E questa è molto bella perché sotto un certo punto di vista è un antecedente di quello che poi vedremo in Medea, perché qui c'è Procne che medita il suicidio e il figlio che si appoggia a lei con quella confidenza che i bambini hanno nei confronti delle madri, dei genitori, da cui non si aspettano altro che bene. E quindi nel momento in cui lei sta pensando di fare quelle cose orrende che le abbiamo visto fare, lui si appoggia a lei, proprio si abbandona contro di lei. Ma torniamo alla Medea, perché siamo arrivati finalmente alla Medea di Euripide, che è proprio il cuore anche di questa nostra conversazione. Perché Medea, nel 431 viene rappresentata questa tragedia, che è una della trilogia, mi pare che le altre due fossero le Peliadi e Egeo, proprio incentrata su tutta la storia di Atene. E
la Medea di Euripide è incentrata sui fatti di Corinto, perché dopo essere stati tornati a Iolco, erano stati cacciati anche da Iolco ed erano finiti a Corinto, dove avevano vissuto per ben 10 anni, felici e contenti, almeno così dicono, e avuto 2 figli. Però la tragedia di Euripide non si apre sul tempo felice, si apre già nel momento tragico. E mi pare che il primo monologo sia proprio quello della nutrice. La nutrice che sente questo clima terribile che si è venuto a formare in casa. Perché? Perché Giasone, dopo averla sfruttata e essersi fatto aiutare per prendere il vello, dopo averla sposata, non proprio sposata, perché in realtà lei era una barbara, quindi qua sentiamo l'eco della politica ateniese che non riconosceva come matrimoni legittimi quelli fra un ateniese e una straniera, quindi qui c'è tutto un discorso politico dietro su cui non mi soffermo. Ma quindi lui decide di sposare chi? Sposare la figlia del re, perché così lui si garantisce un futuro felice e nobile. Ecco, Giasone è uno di quegli eroi che proprio non ci può piacere, diciamoci la verità, però è spesso così, hanno spesso delle connotazioni terribili, almeno ai nostri occhi. Ha già sposato la figlia di Creonte e la nutrice capisce che si addensa sulla casa una tragedia. Si addensa sulla casa una tragedia, arriva il pedagogo, sentiamo il coro. La cosa interessante è che per tutta la prima metà della tragedia, nutrice, pedagogo, coro stanno dalla parte di Medea. Stanno dalla parte di Medea perché Medea viene percepita come era la sposa tradita, colei che tutto aveva sacrificato per quest'uomo e da cui adesso era abbandonata perché lui preferiva lidi migliori. E quindi c'è un elemento positivo in questa cosa. Poi da un certo punto, dalla metà circa della tragedia, cambia tutto perché dopo che Medea aveva incontrato Creonte, che non solo in un certo senso lei ride, ma la caccia da Corinto, quindi una cosa, un doppio smacco. Dopo che Medea aveva incontrato Creonte si capisce che lei sta meditando qualcosa di orrendo che si configura in 2 episodi particolari. Il primo episodio è la vendetta contro la giovane sposa di Giasone, che si manifesta attraverso un elucubrato piano che consiste nel far finta di cedere alla situazione e di addirittura mandare dei doni alla giovane sposa, un peplo ricamato preziosissimo, un diadema d'oro, saranno quelli che la perderanno. Ecco, la cosa interessante è che l'episodio terribile della morte di Creusa e di Creonte non viene messo in scena ovviamente e viene narrato dal messaggero, viene prima anticipato dal coro, poi vediamo perché avevo tirato fuori 2 o 3 passi che mi piaceva leggervi, non se li trovo. Prima preparato dal coro. La sposa infelice, allora non è ancora avvenuto niente, ma il coro che ha capito cosa sta tramando dice: la sposa infelice riceverà il dono fatale della corona d'oro, sui capelli biondi con le sue stesse mani lei stessa poserà il diadema della morte. E poi più avanti ancora il messaggero lo racconta in una maniera terribile, veramente tremendo, perché il messaggero racconta proprio la scena. I 2 figli di Medea portano i doni a Creusa. Creusa è una ragazzina, una giovinetta, poi la vedremo in qualche immagine, ed è tutta contenta. Al primo momento resta un po' perplessa, poi però è tutta contenta e prende il peplo ricamato e lo indossa.
mette sul capo la corona d'oro e davanti allo specchio luminosa si acconcia i capelli, sorridendo alla sua muta immagine. Poi uno se la vede camminare per la stanza con questi doni bellissimi e si guarda e si trova bella. Se ne va per la stanza posando i piedi candidi, leggera, felice per i doni. Si alza più volte sulla punta dei piedi per guardarsi indietro. Cioè, è una sensibilità proprio eccezionale. Poi però cosa succede? Il veleno comincia a fare effetto. Ed ecco allora che la bava bianca le esce dalla bocca, le pupille sconvolte, il corpo esangue, emette un grido di dolore e da questo momento in avanti brucia, scuote i capelli per liberarsi del diadema e si infiamma tutto. Quindi una vera e propria tragedia che viene raccontata dal messaggero che coinvolge chiaramente tutto il pubblico con questi passi di grandissima forza. Ma non è finita, perché il peggio deve ancora avvenire. E qui c'è il punto in cui diciamo, Medea ci appare più umana, nonostante poi l'esito sia quello che è. Ci appare più umana perché lei decide di uccidere i figli. Decide di uccidere i figli perché diciamo, il danno più grave che poteva fare al marito, oltre a Giasone, oltre al dolore, era quello di privarlo della discendenza. Quindi decide di uccidere i figli, però è incerta. Prima dice sì, lo faccio, ma poi no, figli miei, gli accarezza le mani, le bacia, li tocca, sente questa pelle morbida, poi alla fine dice no, prima decide di non ucciderli, poi dice no, non posso essere vile, io devo vendicarmi. E qui salta fuori la Barbara benefica, come la chiama Ovidio, la Barbara assassina, che pur di affermare il suo potere è capace appunto di togliere la vita a coloro a cui lei ha dato la vita. E ancora in scena, e qui Maria Grazia proprio mi sottolineava una cosa, che non si capacita di come non sia stata fermata dalla censura questa tragedia. Perché in scena non succede niente, ma le urla dei figli si sentono disperate e Euripide le riporta. Le senti le grida dei figli? O sventurata, sciagurata donna, dice il coro. E poi i bambini si parlano. Che devo fare? Come posso sfuggire alle mani di mia madre? Non so, fratello, siamo perduti. Devo entrare in casa. Cosa faccio? Ormai la spada è su di noi. Siamo in trappola. Quindi questa cosa che si svolge dietro le quinte, che arriva con queste grida disperate alla gente, è veramente terribile. Arriva a quel punto Giasone e l'altra frase fantastica che ho addirittura sottolineato in rosso perché dà il senso di che cosa vuole dire Euripide in questa tragedia. Una donna greca non avrebbe mai osato tanto. Giasone le aveva rinfacciato ogni cosa, ma soprattutto questo. Che cosa segna questo? Segna la cesura tra noi e loro, tra i greci e i barbari. E quindi è una situazione che veramente si manifesta. Allora, questa Medea che ha influenzato tutto l'immaginario occidentale per secoli, in Attica non compare. Non compare, le motivazioni, qua ne ho buttate giù due, ma non mi ci soffermo neanche perché sono banali e in realtà non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché non abbia avuto, non si sia fermata. Si è fermata invece in Magna Grecia. Si è fermata in Magna Grecia e poi la ritroveremo a Roma. Si è fermata in Magna Grecia in maniera molto incisiva, con strettissimi rapporti con il teatro. Va detto che i rapporti con il teatro sono rapporti ideali, non è che il pittore, il ceramografo si mette a raffigurare una scena che ha visto a teatro, ma questa tragedia che doveva aver avuto un grande successo, soprattutto in Magna Grecia, dà origine a tutta una serie di versioni.
Ora, la ceramica magna greca che noi abbiamo è soprattutto ceramica che proviene dalle tombe, quindi questo tema si prestava onestamente molto bene a essere un tema funerario. La cosa interessante è che quello che vi farò vedere sono tutti vasi, alcuni di grandissima qualità, di grandissima bellezza, databili fra il 400 e il 300 a.C., quindi siamo in pieno IV secolo e provengono da 4 aree diverse che interpretano gli episodi a piacer loro: l'area lucana, l'area apula, l'area falisca e l'area campana. I temi che vengono messi in scena sono il carro del sole. Ecco, Medea nel momento in cui si qualifica come barbara ritorna ad essere anche una semidea, ritorna a essere la nipote del sole, ed è perché è il carro del sole che poi anche in Euripide la salva, perché lei se ne va, il Deus ex machina, il carro del sole, e lei fugge e lascia appunto la scena. Poi l'uccisione dei figli, quell'uccisione dei figli che in Attica si era, diciamo, incarnata nel personaggio di Procne, in Magna Grecia invece si incarna nel personaggio di Medea. E poi la presenza di Creusa, che invece in Attica non avevamo visto, ma che invece ha un ruolo importante, seppur da dietro le quinte, nella tragedia euripidea. Vi passo in veloce rassegna, ma è interessante vederli. Questo è un cratere a calice lucano del 400 a.C., dove, come vedete, l'immagine che domina è lei, figlia del sole, nipote del sole, lei sul carro tirato dai serpenti, che se ne va, abbandonando i figli sull'altare. Qui dovrei dilungarmi per le diverse versioni della morte dei figli uccisi da lei, secondo altre versioni uccisi dai corinzi, però certamente legati a un ambito sacro, perlomeno per la ceramica magnogreca, perché vedremo anche questo anche più avanti. Il pedagogo che si strappa i capelli, Giasone che guarda esterrefatto quello che ha fatto, e lei che si invola. Ancora, sempre nella ceramica lucana, più o meno coeva, vedete lei sempre in fuga, i figli uccisi, il pedagogo che piange, Giasone che cerca di inseguirla, ma è chiaro che... E notate l'abbigliamento, perché tutto sommato è quello che la qualifica, perché le vesti nel mondo antico, anche oggi per la verità la veste presenta e ti qualifica, ma nel mondo antico forse ancora di più, e soprattutto nell'immagine, perché l'immagine deve essere immediatamente parlante. Ecco nella ceramica apula invece che compare il momento terribile della morte di Creusa. Creusa è caduta dal trono, cerca di strapparsi le vesti avvelenate, sta arrivando Creonte, sta per toccarla. Euripide ci dice che nel momento stesso in cui la tocca anch'egli viene intriso di veleno e muore sopra di lei, strappandosi invano le carni perché il veleno l'aveva penetrato tutto. Un racconto complesso è messo in scena in questo cratere a volute da Canosa del pittore dell'oltretomba. Allora, voi vedete al centro c'è questo Naiskos. Che cos'è questo Naiskos? Il Naiskos, dove c'è scritto Creonteia, non si legge nell'immagine, ma si legge nel vaso vero. Il Naiskos evoca che cosa? Il mondo della morte, perché questi monumenti erano tipici delle necropoli. Dentro questo Naiskos si svolge il dramma, ancora troviamo Creusa e Creonte, però mentre nei precedenti la scena era praticamente una fotografia di un momento, qui c'è tutto un racconto, perché qui abbiamo Medea che uccise il figlio sull'altare, ancora riferimento alla sacralità, e sul carro chi ci abbiamo? Non Medea, perché lei sta uccidendo il figlio, e nella ceramica apula la narrazione continua con la ripetizione dello stesso personaggio in più scene, non si era ancora fermata. C'è Oistros, che è la furia, la pazzia, non me lo invento, c'è scritto anche lui, anche questo, sono descrizioni che ci aiutano, per fortuna tante volte sono preziose per decodificare il messaggio. Ancora qui nella ceramica apula torniamo invece all'episodio precedente, e qui abbiamo una scena che è terrificante. È una scena che è terrificante perché noi vediamo Medea sul carro con i bambini morti che se li porta via.
se li porta via, ma secondo Euripide mi pare di ricordare che li porta al santuario di Era Acraia sull'Acrocorinto e li lascia lì, dove poi Pausania ci dice verrà istituito un culto sacro. Però questa scena è veramente terribile e la ritroveremo nel mondo romano, perché l'iconografia magnogreca ha spesso forti riscontri nella tradizione iconografica romana. Nella ceramica campana abbiamo questa scena, questa sulla destra, che evoca in maniera abbastanza precisa quella di Procne che abbiamo visto prima, e ancora la sacralità del luogo violata dalla violenza di Medea, sacralità del luogo perché a parte le colonne che potrebbero essere anche un riferimento a un palazzo, abbiamo Apollo sul suo piedistallo. E qui abbiamo Medea che sta appena ucciso un figlio su un altare e afferra per i capelli l'altro, esattamente come questo, pronta a estrarre la spada dal corpo del primo per colpire il secondo. Ora sono immagini di una violenza inaudita, di una crudeltà terribile, ma perché evidentemente questo mito aveva preso, e questi aspetti terribili del mito, che sono gli stessi a cui pensiamo sempre noi, avevano colto l'immaginario. Dalla Grecia a Roma ci sono due fonti interessanti, che sono due fonti ellenistiche che ci forniscono tutta un'altra serie di informazioni, sono Apollonio Rodio e Apollodoro. Apollonio Rodio scrive Le Argonautiche, un enorme poema lunghissimo dedicato, come dice il titolo, all'impresa di Argo, e ci regala quello che Maria Grazia chiama il prequel di Euripide. Il prequel di Euripide, cioè l'innamoramento di Medea, le ansie, i tormenti, il dramma di tradire il padre e di abbandonare la patria, il desiderio di aiutare Giasone, la conquista del tutta quella serie di eventi che non vi ho raccontato perché appartengono alla parte, diciamo, delle sue avventure in Oriente, e si sofferma su un elemento terribile che è l'uccisione del fratello Absirto. Chi ha visto la Medea di Pasolini si ricorda che questa è una delle scene più terribili, e anche nella letteratura lo è. Però Apollonio Rodio non attribuisce a lei questo evento, lo attribuisce a Giasone su istigazione di Medea, mentre poi Apollodoro lo attribuisce a lei stessa, che lo avrebbe tagliato a pezzi e buttato in acqua perché il padre... Allora, loro stavano scappando perché Aiete si era arrabbiato perché gli avevano portato via il vello d'oro, li stavano inseguendo, Absirto guidava, Absirto era andato via con lei lo uccide, lo taglia a pezzi perché allora il padre deve fermarsi, raccogliere i pezzi per dargli onorata sepoltura. Quindi ci sono delle cose di crudeltà che sono pazzesche. L'ultima fonte, poi accennerò a Seneca, ma del Trattato dell'ellenismo e prima età imperiale, che voglio ricordare è Ovidio, perché Ovidio è autore di una Medea perduta di cui non possiamo dire niente, ma è colui che interpreta i patimenti del cuore di Medea in una delle famose lettere che le eroine abbandonate dai loro compagni scrivono ai loro compagni fedigrafi, e appunto nelle Eroidi è ripresa la scena dell'innamoramento e la lunga lettera si chiude dicendo, non arrivando alla crudeltà dell'uccisione, ma dicendo sto meditando qualcosa di orrendo. Questo tideinon euripideo ritorna anche nel latino. E poi una cosa interessante di Ovidio è che riprende l'episodio del calderone, sia in relazione al padre di Giasone, sia in relazione a Pelia. E vedremo che questo è interessante perché Ovidio ha un forte influsso sull'iconografia del tempo, e infatti quel calderone che era scomparso completamente dal mondo magnogreco lo ritroveremo nel mondo romano. Allora, nell'iconografia romana abbiamo praticamente 4 temi.
abbiamo l'innamoramento soltanto in un'immagine, ma un'immagine molto interessante, una pittura pompeiana che adesso vedremo. Poi abbiamo la meditazione prima dell'uccisione dei figli. Ed è una delle immagini che si afferma con maggiore successo e che è probabilmente legata non solo alla fortuna dei testi letterari, ma anche a un'invenzione figurativa. Noi sappiamo che Timomaco di Bisanzio, un pittore di età cesariana, aveva dipinto una Medea che medita l'uccisione dei figli. E noi sappiamo che Timomaco aveva una passione per l'attimo sospeso, aveva dipinto anche una Iace che stava per suicidarsi, e noi studiosi moderni riteniamo che echi di questa famosa Medea di Timomaco si possano ritrovare in questo affresco di Ercolano che la mostra. C'è un articolo di Salvatore Settis ineguagliabile su questa pittura, che la mostra mentre con le mani intrecciate tiene la spada, non la brandisce, la tiene, è lì, sembra innocua questa spada su queste belle mani che la reggono con tanta delicatezza. È quella stessa spada che abbiamo visto all'opera nella ceramica campana. E la spada è l'elemento ricorrente di tutte le pitture pompeiane, anche non ispirate al quadro di Timomaco, ma probabilmente ispirate al momento che Timomaco aveva scelto di mettere in scena. La vediamo qui, in un interno, c'è il pedagogo, i figli che stanno giocando, qui la troviamo seduta, il pedagogo scruta dall'alto, i figli stanno giocando, e qui la troviamo in questo frammento, ma mi è piaciuto mettere anche questa immagine perché di nuovo Medea è una leggiadra fanciulla che con gesto vezzoso scosta il mantello e tiene sempre quest'arma fatale fra le mani. Quindi a Roma il tema della Medea prima dell'uccisione dei figli si afferma con grandissima forza. Però, come vi dicevo, c'è anche il Calderone. C'è il Calderone e lo troviamo in questo, purtroppo è noto solo da un disegno, ma è un disegno che ci restituisce tutta la scena. Il Calderone domina in mezzo al fregio, da destra avanza Medea con in mano le erbe fatali, preceduta da una servente con il montone che diventerà un agnello o che è appena diventato un agnello. Da sinistra avanza Pelia sostenuto da una figlia e dall'altra figlia con la spada in mano. Ancora la spada, ancora il calderone. Cioè alcuni elementi, alcuni oggetti, alcuni indicatori sono ricorrenti nell'iconografia di Medea. Ancora più bello e più, diciamo, efficace è quest'altro affresco che mostra la scena davanti al palazzo di Pelia. Sulla sinistra, si vede meglio in quello bianco e nero in realtà che in quello a colori, sulla sinistra noi vediamo all'estrema sinistra Medea che ha in mano degli oggetti, cioè delle erbe, l'agnello che salta fuori dal calderone e le figlie che assistono al miracolo e che decidono di ammazzare il padre. Quindi abbiamo visto il ritorno di questo elemento. Io penso che il testo ovidiano non sia stato ininfluente, però ovviamente non posso averne la certezza. E un altro tema che si afferma con una certa incidenza e incisività è quello di Medea che aiuta Giasone a prendere il vello e quindi inizia la serie fortunata dell'eroe, soggetto che poi ritroveremo nei sarcofagi. Ora mi avvio a concludere, però non posso trascurare un'altra Medea importante, la Medea di Seneca. Medea di Seneca che è la quintessenza della crudeltà. Non c'è, mentre la Medea di Euripide ha questi tentennamenti, queste incertezze, eccetera, la Medea di Seneca è una barbara, una Erinni scatenata.
E infatti Medea, che in Euripide, nella prima parte di Euripide, è accettata dal coro, qui è odiata da tutti fin dall'inizio, non ha esitazioni. Nell'ultimo monologo dichiara con orgoglio: io sono Medea, e rivendica la sua stirpe divina e gioisce del male che ha fatto. Ecco, le sue parole sono: è stato splendido, sì, recidere la testa a mio fratello e squartarne le carni. Splendido, padre mio, strapparti il vello d'oro. Splendido armare voi, figlie di Pelia, perché uccideste quel vecchio. Quindi veramente qualche cosa che di una crudeltà e di una durezza incredibile. E poi ancora rivolta ai figli: figli che foste miei, pagherete voi per la colpa del padre. E poi ha un attimo di tentennamento e poi muoiano, non sono miei. Quindi veramente viene fuori tutta la crudeltà dell'orientale, che in Euripide era stata più o meno mascherata, e che in Ovidio non viene fuori. La Medea delle Eroidi è una donna innamorata, è una donna disperata, è una donna a cui tutte le donne possono essere vicine. Questa è una Medea, è una crudele maga fattucchiera. E poi alla fine lei uccide i figli, prima uno e poi l'altro, e poi dall'alto del palazzo li getta al padre: riprenditi i tuoi figli, io sarò trasportata per l'aria da questo carro alato, e se ne va. E ancora è chiaro che echeggiano qui le parole di Euripide: una donna greca non avrebbe mai osato tanto, neanche una donna romana probabilmente. Con questo andiamo a finire con il repertorio della media età imperiale, che si afferma soprattutto nel mondo funerario, nelle urne funerarie e soprattutto nei sarcofagi. Ecco, la crudeltà della Medea di Seneca è forse all'origine di queste immagini, che sono tragiche e terribili, dove la maga sul carro tirato dai serpenti ha sulle spalle, tenuto come un sacco, uno dei due figli, mentre l'altro, lo vedete qui, dal carro salta fuori una gamba, lo vedete meglio in questa immagine. Ma chiudo con i sarcofagi, perché i sarcofagi sono uno degli strumenti che gli iconologi, gli studiosi di iconografia come me amano di più, perché a differenza del quadro, che fissa un momento statico, cioè che fissa un'immagine, e è narrativo per la capacità del pittore di selezionare l'immagine più parlante, il sarcofago ci dà una specie di sequenza filmica. E infatti noi cosa troviamo qui? Troviamo la scena della consegna dei doni. Ecco Creusa, quella giovinetta che abbiamo visto prima, con il volto leggermente abbassato, che guarda questi oggetti che sta arrivando. Ecco il solito Giasone in belle, che non aveva capito che i doni di Medea non si dovevano accettare, perché era chiaro che una donna come lei non avrebbe accettato. E poi c'è questa scena pazzesca, più o meno al centro, dove lei, la povera Creusa, come Erinni scatenata, si dirige verso l'esterno per cercare salvezza. Il padre le si avvicina. E c'è una cosa che vi voglio dire: i sarcofagi, voi lo sapete, erano conservati all'interno di piccole camere funerarie che erano illuminate dalla luce baluginante delle fiaccole. Ecco, abbiamo scoperto che fra i capelli di Creusa c'era dell'oro. Quindi immaginate, sapete che non erano bianche, cioè l'antichità era a colori, non è bianca come la immaginiamo noi, e continuo a immaginarla io nonostante tutti gli sforzi fatti. Allora io penso, il visitatore che entra, il parente che entra e vede alla luce delle fiaccole questi capelli che si incendiano, deve essere una cosa di una forza comunicativa eccezionale. E poi abbiamo le ultime due scene, abbiamo lei che guarda i figli giocare come nelle pitture pompeiane, e abbiamo lei con il figlio sulle spalle e l'altro figlio buttato dentro il carro, che se ne va con il carro del sole. E ancora, di nuovo, la stessa identica sequenza
guardate com'è il ragazzino in questa scena, proprio con le braccia aperte, buttato, di una durezza incredibile, mentre nella parte alta del sarcofago, cioè nel coperchio del sarcofago, hanno voluto evocare le imprese di Giasone avvenute grazie all'aiuto di Medea. E quindi con questo voglio concludere sottolineando come testo e immagine sono due percorsi paralleli che si influenzano a vicenda ma non sono uno la traduzione dell'altra, che le immagini selezionano quei momenti che sono funzionali per determinate società in determinati momenti. Nell'Attica, maga benefica, maga malefica, in Magna Grecia il teatro, a Roma una grande varietà, anche se domina la Medea meditante e poi la Medea crudele, assassina della rivale dei figli. Allora, se abbiamo detto che all'inizio era la parola, devo dire che anche alla fine è la parola, perché se Medea è giunta fino a noi, non è grazie a queste immagini che ci hanno aiutato a recuperarne tanti aspetti, ma è grazie al fatto che la tradizione letteraria si è tramandata nel chiuso dei monasteri, dove pazienti amanuensi copiavano queste opere, e io penso sempre al Nome della Rosa perché mi viene sempre in mente quel buio, azzo, questo clima diciamo pericoloso dei monasteri del Medioevo. Poi da lì sono usciti e sono finiti nelle mani degli intellettuali, degli umanisti del tempo, e questo ci ha portato alla riscoperta dell'antico. Questa è la Medea che ci è tramandata da una miniatura del 1504, è certamente la Medea più crudele e più tragica che si possa immaginare, perché al di là della sua aria vezzosa, cosa sta facendo? Sta scrivendo, probabilmente è la Medea diciamo che evocata dalle lettere di Ovidio, sta scrivendo, e per scrivere a Giasone intinge la penna nel cuore pugnalato del figlio. Ho finito.